La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo gialla per domani a causa dell'ondata di maltempo che in particolare a Trieste porterà vento forte, neve e ghiaccio al suolo. L'avviso è valido dalle 8 alle 16 di domani. Un fronte freddo proveniente dal nord Europa, informa la Protezione Civile, interesserà la regione domani mattina con una dinamica piuttosto rapida, dato dall'improvviso afflusso di correnti fredde da nord-est nei bassi strati atmosferici. Nella zona di Trieste e sul Carso soffierà bora forte e vi sarà una rapida diminuzione della temperatura che farà sì che la pioggia del primo mattino venga sostituita da neve a partire dalle zone più alte del Carso e successivamente fino a livello del mare. Sul Carso vi saranno pertanto condizioni di bufera con probabile accumulo di alcuni centimetri di neve al suolo, mentre sul capoluogo le raffiche di bora supereranno i 100 km/h. L'accumulo di neve al suolo e al di sotto dei 200 metri di quota sarà meno probabile e comunque eventualmente modesto. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni cesseranno, ma continuerà a soffiare bora forte e fredda, che potrà favorire la formazione di ghiaccio al suolo sul Carso e comunque sulle zone innevate fino alla mattinata successiva. Vista l'ondata di maltempo domani, informa il Comune di Trieste, i giardini pubblici comunali recintati saranno chiusi al pubblico fino al miglioramento della situazione. Il Tribunale di Trieste ha condannato 9 persone coinvolte in una rete di spaccio di cocaina tra Trieste e il Veneto a una pena complessiva di 70 anni di carcere. Nei confronti di alcuni di loro è stata elevata anche una sanzione pecuniaria fino a 100.000 euro. Si tratta di 5 cittadini tunisini, 3 albanesi e una italiana. Le indagini della polizia e della questura triestina, iniziate ad agosto 2021 e protrattesi per diversi mesi, avevano portato all'arresto di 13 persone e al sequestro di circa 1,7 kg di cocaina. Una nutrita delegazione del Friuli Venezia Giulia ha rappresentato i contratti di fiume attivati in regione e i lavori del tavolo nazionale tenutosi a Napoli nei giorni scorsi presso l'Università Federico II. Erano presenti, tra gli altri, i delegati dei consorzi di bonifica della Venezia Giulia, con sede a Ronchi dei Legionari, e Pianura Friulana Udine, capofila rispettivamente dei contratti di fiume Iudrio e Roiello di Pradamano. Al centro del dibattito della 2 giorni il consumo del suolo, l'artificializzazione dei territori, l'abbandono progressivo delle aziende agricole nelle zone montane e alto-collinari, il cambiamento climatico. Al tavolo nazionale degli atti elaborati dalle 18 assemblee regionali è emersa la consapevolezza che solo attraverso una sinergia tra amministrazioni e cittadini si potranno adottare scelte condivise per contrastare gli effetti negativi del climate change. La comunità di pratiche e di apprendimento dei contratti di fiume ha chiuso i lavori con un arrivederci al 13° tavolo. Da metà gennaio una mostra sulle esperienze dei contratti di fiume attivati in Italia, circa 200, sarà visitabile a Palazzo Gravina, sede del Dipartimento di Architettura dell'Ateneo Partenopeo. A Campoformido sarà posata una pietra d'inciampo. Con questa iniziativa l'amministrazione comunale celebra la giornata della memoria ricordando Etumio Pagani. Spiegano il sindaco Erika Furlani e il vice sindaco Cristian Romanini, delegato alla cultura. Sarà la prima Etumio Pagani è una delle vittime tra i nostri concittadini deportati e morti in campo di concentramento. La ricerca condotta da Anna Colombi con la collaborazione di Mario Barel, incaricati dal progetto Cultura Nuova su indicazione dell'assessorato alla cultura, ha portato all'individuazione di Eutimio Pagani, nato a Lestizza il 2 ottobre 1892 e trasferitosi a Campoformido. Era sposato con Anna Grion e padre di 7 figli. Prelevato dalla sua abitazione il 1 novembre 1944 e arrestato, rimase in carcere a Udine fino ai primi giorni di febbraio del 45. Il 7 febbraio del 45 venne deportato a Mauthausen, dove muore il 9 febbraio dello stesso anno. Il suo corpo non è stato recuperato. Per ricordare Pagani è stata quindi realizzata, sempre su indicazione del Comune e incarico del progetto Cultura Nuova, la relativa pietra d'inciampo dell'artista tedesco Gunther Demnig e un dépliant illustrativo che riassume l'esito della ricerca di Anna Colombi.